1,18 in chiusura di gioco. La quota fissa lo offriva a 1,10. Si ritrae dall'ala Petronilla. Prova subito dall'esterno il favorito Prince Wind, che in poche battute è al comando davanti a Aperta S. Tanto c'è in errore il numero 9 Penelope Baba, senza errori poteva essere una possibile coprotagonista. In terza posizione l'1 di Petralia, in quarta il 5 Practical DBM. Si esce così dalla piegata con Prince Wind avanti a Perth AS. 34 il quarto iniziale alla media di 1,16. Si volta a Santomollo. È il favorito della corsa che è al comando. In vantaggio Prince Wind, in seconda Aperta S, in terza Petralia. Risale ora Petronilla, sbaglia Penelope Baba e a seconda viene quindi squalificata. Seconda e penultima piegata, Prince Wind la affronta al comando, poi c'è Petronilla per corsie esterne, vale 116,22 al totalizzatore, ne prende la scia Petramec. All'avanguardia Prince Wind, 34,3 il secondo quarto, Petronilla sembra aver esaurito la propria punta di velocità. Completamento del giro in 1,22 con sempre Prince Wind in vantaggio su Aperta S e Petronilla che staziona sempre a largo, poi Petramec che chiude in corda Petralia, quindi fuori Platino F avanti a Pretty Girl DBM. 38 la terza frazione, Petronilla che si sospinge a lato del favorito che replica immediatamente. Resto addirittura con Prince Wind avanti a Petronilla, poi Petramec, Prince Wind, Petronilla, Aperta S, Petramec, Platino F a largo. Nel finale va a concludere Easy, facile, il numero 6 Prince Wind il favorito. Secondo a sorpresa Petronilla, paga da 4 a 13,90 come piazza. Rivediamo le battute conclusive al rallenti. Il 6 di Prince Wind, 29,7 il quarto finale, 2,05,2 il tempo totale, media chilometro 1,18,3, sul 2 di Petronilla, mentre per il terzo posto dall'esterno il 5 di Practical DBM. 6,25 il responso numerico del premio